d'ingresso, lodate Dio, al numero 259. Lodate Dio, schiere beate del cielo, lodate Dio, genti di tutta la terra, cantate a Lui che l'universo creò, somma salvezza e splendore. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. Cantate a Lui che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore difensore dei poveri, Kyrie eleison. Cristo rifugio dei deboli, Cristo eleison. Signore speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che mai permetti alle potenze del male di prevalere contro la tua Chiesa, fondata sulla roccia dell'Apostolo Pietro, per intercedere nella tua verità e proceda sicura nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli miei, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Tuttavia, su alcuni punti vi ho scritto con un po' di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il Vangelo di Dio, perché le genti divengano un'offerta gradita, santificata. Questo dunque è il mio vanto in Cristo Gesù, nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio, per condurre le genti all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza dei segni e dei prodigi, con la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all'Illiria ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo, ma mi sono fatto un punto d'onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui, ma come sta scritto,
Coloro ai quali non era stato annunciato lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La salvezza del Signore è per tutti i popoli. La salvezza del Signore è per tutti i popoli. Dal Salmo 97. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. La salvezza del Signore è per tutti i popoli. Il Signore ha fatto conoscere la sua vittoria. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. La salvezza del Signore è per tutti i popoli. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. La salvezza del Signore è per tutti i popoli. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Chi osserva la parola di Cristo Gesù, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto del amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Parola del Signore. Nella memoria del Papa Leone imploriamo che la Chiesa resti salda nella verità e proceda sicura nella pace, e che il gregge di Cristo progredisca nella via del bene, e che i pastori del popolo cristiano siano graditi a Dio. Sono implorazioni che affidiamo all'intercessione di una delle più luminose guide della Chiesa. Il punto d'onore dell'Apostolo Paolo, il suo vanto in Gesù Cristo e l'annunzio del Vangelo, là dove ancora non è stato predicato. Questa è la grazia che gli è stata concessa, il suo essere ministro di Gesù Cristo.
Col suo ministero Paolo mira a far sì che i pagani divengano un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. La vita di Cristo morto e risorto e asceso al cielo deve essere la condotta del cristiano, che deve assimilarsi al sacrificio della croce per non essere la sua appartenenza sterile, inefficace, non gradita, non meritevole di salvezza. Il Vangelo secondo Luca ci ha parlato di un amministratore infedele che ha cercato di procurarsi degli amici per il tempo della sventura con un procedimento disonesto, furbo e scaltro. Anche i discepoli di Gesù devono essere astuti, non con la disonestà, ma cercando di farsi degli amici distribuendo le ricchezze e convincendoli alla generosità sia spirituale che materiale, nella verità, nella giustizia. Tali amici santi intercederanno presso Dio nel giudizio come testimoni della nostra carità. Come figli della luce dobbiamo discernere l'ora che ci porta alla fine della vita, la vicinanza quindi del regno, e mettere in atto prontamente i gesti di conversione che sono via alla salvezza. A Dio Padre che ci ha creati per la gioia e vuole la nostra pace, con fiducia e con serenità innalziamo la nostra preghiera e diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore, ascoltaci, o Signore, per le giovani chiese dell'Asia e dell'Africa. Sappiano conservare l'entusiasmo, l'umiltà degli inizi e la radicalità dei loro martiri. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per la pace e la concordia tra gli uomini di ogni razza, religione e classe sociale. Il nostro seguire Cristo possa contribuire a sanare ogni divisione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per chi ha perduto la fede e per chi con fatica la sta ricercando. Trovi nelle nostre comunità il luogo dell'incontro con Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per tutti i credenti. Siano amministratori accorti dei beni celesti, li facciano fruttificare e valorizzino che tu offri loro. Preghiamo. Signore, per chi come Cristo porta la croce dell'ingiustizia e del disprezzo, sappia rispondere al male con il bene. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Padre, che in 1000 modi hai dimostrato la gratuità del tuo amore per noi, donaci la forza di vivere gli uni per gli altri, come ha fatto Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna per i secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua del vino sia segno della nostra unione con la vita divina, colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accorrici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, da ogni nostra colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per i doni che ti offriamo, Signore, fa risplendere la tua luce sulla Chiesa, perché in ogni parte della terra il gregge progredisca nel bene e sotto la tua guida i pastori siano graditi al tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra vita. E il tuo disegno di amore magno e quei suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, unita agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna,
Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leone Magno e tutti i santi che di ogni e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Continuiamo a pregare per chiedere a Dio di essere amministratori fedeli del Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
La pace del Signore sia con tutti voi. La comunione del tuo corpo e del tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui cati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Cristo agnello mistero d'amore, ti loderemo ora e sempre nell'eternità. Tu per l'uomo soffristi la morte, ti loderemo ora e sempre nell'eternità. Tu all'uomo donasti la vita, ti loderemo ora e sempre nell'eternità. Risorgiamo con te nella vita, ti loderemo ora e sempre nell'eternità.
Preghiamo. Guida con bontà, o Signore, la tua Chiesa, che hai nutrito a questa santa mensa, perché condotta dalla tua mano potente cresca nella perfetta libertà e custodisca l'integrità della fede per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa di San Giuseppe e di San Leone Magno vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Come figli della luce, nella verità e nell'onestà andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. 56. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux estorta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale o valde decora, et pro nobis Christum exorta.